Io sono l'avvocato Marco Mazzoni Nicoletti, sono stato eletto presidente del Corecon del Veneto, autorità fondamentale nell'ambito regionale in quanto autorità di garanzia in un tema che oggi è fondamentale, le telecomunicazioni. Tema fondamentale perché oggi, in un periodo anche e soprattutto in cui c'è stata una pandemia, si è molto puntato hanno assunto un ruolo fondamentale le telecomunicazioni, sia in ambito televisivo sia anche in ambito di social, anche i nuovi social media. Questo sarà un ambito che noi intenderemo anche approfondire e sviluppare ancora di più nel nostro mandato, con un'attenzione soprattutto dedicata ai minori, con una serie di incontri dedicati al cyberbullismo. Altro tema fondamentale che il Corecon Veneto in questo nuovo mandato dovrà approfondire e sostenere e accompagnare la Regione, il Consiglio regionale, è relativo al nuovo digitale terrestre che, come voi sapete o ve lo sto dicendo io per chi non lo sappia, da settembre in teoria dovrebbe partire nella Regione Veneto. Ci sono delle problematiche che quindi assieme alla Regione Veneto, al Consiglio regionale, stiamo cercando di risolvere affinché tutti i cittadini del Veneto riescano a usufruire del nuovo sistema di digitale terrestre. Il Corecom è un ente che negli ultimi anni ha visto come argomento fondamentale quello delle telecomunicazioni e quello soprattutto delle conciliazioni e delle definizioni in tema di telefonia. È un argomento a cui noi teniamo tantissimo perché gli utenti vengono tutelati contro lasciatemi passare il termine, soprusi che spesso compiono le compagnie telefoniche in maniera gratuita e da un ente che è molto competente perché è da molti anni che svolge questa fondamentale funzione. Un nostro compito, oltre a quello appunto di tutelare i cittadini, che nel prossimo quinquennio sarà quello di far conoscere di più ai cittadini questo fondamentale servizio che offre il Corecom. Il Corecom ha varie possibilità di contatto. C'è una possibilità di contatto anzitutto telefonica, c'è sempre un funzionario del Corecom che risponde al telefono, c'è la possibilità anche attraverso il sito del Corecom Veneto di contattarci attraverso anche mail oppure anche inviando un messaggio a un numero che troverete sempre nel sito del Corecom Veneto. Oggi abbiamo rinnovato questo importante organo, un organismo che è molto attivo e negli ultimi anni si è guadagnato anche una grande credibilità a livello nazionale proprio per l'operatività e per i risultati che è riuscito a portare a casa. Nei prossimi mesi saremo impegnati con la questione dello switch off, una materia che purtroppo ancora molti cittadini non conoscono, però vedremo un grande cambiamento sul settore delle frequenze proprio per lasciare spazio al 5G, ma quello che puntiamo e anche l'indirizzo che abbiamo dato come Consiglio regionale al nuovo organismo è di farlo conoscere sul territorio e punteremo anche ad aprire dei punti informativi, dei punti che daranno dei servizi ai cittadini nei comuni di una media grande dimensione, quindi avvicinare sempre più queste importanti realtà ai cittadini, perché alla fine sono servizi che noi diamo e molto spesso purtroppo non sono conosciuti alla gran parte agli abitanti di questa regione, quindi su questo lavoreremo molto nei prossimi anni. C'è un grande lavoro da parte del Consiglio regionale e un braccio di ferro anche con il Ministero. Sappiamo che c'è la problematica delle frequenze e delle interferenze con le regioni Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Abbiamo chiesto al Ministero di avere la nuova pianificazione fatta dal soggetto che si è aggiudicato la gara, in questo caso Rai Way, in modo da poter verificare la copertura totale all'interno della nostra regione. Nei prossimi giorni avremo nuovi incontri, bisognerà fare anche una grande campagna di informazione proprio per far capire ai cittadini che o dovranno cambiare il proprio televisore oppure dovranno acquistare un decoder e dobbiamo anche dare un'importante informazione che riguarda i contributi che a livello statale sono stati stanziati proprio per l'avvento di questa nuova tecnologia. Quindi insomma nei prossimi mesi ci sarà un grande lavoro da fare da parte di questo organismo. All'interno di questo organismo non si hanno colori politici, ma bisogna lavorare con la massima indipendenza, garantendo ovviamente la pluralità dell'informazione e visto che questo è un organo che è ovviamente deputato a questo importantissimo ruolo di garanzia, lo devono ovviamente fare nel migliore dei modi, ma sono sicuro, conoscendo le professionalità dei componenti, che continueremo a lavorare in maniera eccellente come fatto negli ultimi 5 anni.
Voglio infine ringraziare il Presidente uscente Gualtiero Mazzi per il grande lavoro che ha fatto negli ultimi 5 anni. Il Corecon del Veneto 5 anni fa non era quello che è adesso, e se abbiamo anche ottenuto una grande visibilità a livello nazionale, tant'è che se oggi l'Avvocato Mazzi è il vicepresidente dei Corecon a livello nazionale, è proprio grazie al lavoro che è stato fatto, un lavoro di qualità che ha portato il Veneto a un livello altissimo, riconosciuto da tutte le regioni italiane.